Q. QQ. QQ. E non sono un orologio, no, sono io, puntuale come l'orologio, ma non sono un orologio. Chi c'è dietro di me? Chi c'è? Non ti preoccupare, non è la sera delle domande. Questa è la sera delle sorprese e questa è la sera dell'arte. Vieni qua, vieni che ti faccio vedere una cosa, vieni, prendi l'arte, benvenuto a Prendi l'arte e mettila da parte. Stasera avremo tante sorprese. Ti faccio vedere un'anteprima. Fagliela vedere questa anteprima. Non stare su di me, non stare su di me. Mi metto dietro io. Io sono di dietro. Mettiti qua. Fai vedere quest'opera. Questa sera l'abbiamo seduta. Signori miei, non è toro seduto. Non è toro seduto. Lui... ve lo dico dopo chi è. Andiamo al primo quadro. Signori miei, questa è olio in padella. Olio in padella, signori miei. Tutti vi aspettavate olio su tela. No, questa è una padella. Voi vedete solo il centro della padella, che è là. Allora, questo si intitola Perché lo fai? Perché lo fai? Tu, suonatore di violino, che io sono a cena con mia moglie, e mi viene al tavolo di dietro. Perché? Mentre mi mangio il nero delle seppie, mi vieni a disturbare e poi dovrei anche pagarti. Questo è il senso del quadro. Perché? Capisci? Suona dopo, suona. Non suonare, andiamo. Ma adesso, signori miei, oggi sei lento. Io lo sento, le telefonate che arrivano per quel quadro là. Lo sento perché quel quadro lo batteremo subito, lo venderemo in men che non si dica. Ma intanto, signori miei, andiamo all'estemporanea. Oggi abbiamo un'estemporanea proprio artistica, mettila là. Abbiamo l'estemporanea artistica che, vedete, l'estemporanea che soffre. Allora, il quadro, signori miei, l'opera è la donna che sussurrava ai cardellini, che soffre d'allergia, perché l'estemporanea è vera, ne ride anche la statua. Signori miei, ne ride anche lei, guardate quanto è felice, guardatela. Venduto! Quello l'abbiamo venduto, compreso. Ma avete visto la particolarità del melone che compri alla circonvallazione con la prova? Ma l'hai vista la particolarità che non ha i cosini neri, che è pulito? I cosini neri che è pulito. Ma torniamo qua, torniamo alla particolarità questa è un'altra estemporanea. Si intitola Prima o poi ci ammanetteranno. Allora, andiamo qua. Questa, signori miei, è una statua. Questa statua si intitola Colpo di fortuna con riflessione. Perché la fortuna te la devi cercare, ma devi riflettere. E poi è comoda. Capite che è comoda? Perché è anche una poltrona. Non è solo una statua, capisci? Allora tu ti siedi, come posso fare ad avere un colpo di fortuna? Come posso fare ad avere un colpo di fortuna? E ce l'hai! Ce l'avete, signori miei, il colpo di fortuna arriva, prima o poi arriva. Ma andiamo al secondo quadro. Uccelli nel covo, signori miei. C'è nel covo, quando nella testa abbiamo, come se fossimo un uovo di una... Vedete le idee come volano, lo vedete? Ma andiamo avanti che adesso questo è quello di prima, è quello là. Vieni qua. Vieni dall'ermellino che canta, vieni dall'ermellino, fallo vedere l'ermellino che è qua, vedi questo ermellino qua, che qua proprio sotto l'ascella, vedi come butta il colore, te lo do a prima botta, 128.000 euro, cioè abbiamo aggiunto 100.000 euro ad un quadro solo perché si muove, ma ti sembra poco, E poi lì abbiamo, togliti di qua, di lì abbiamo vasca bucata con zampe di zebra, va bene? Ma l'abbiamo venduto quello l'abbiamo venduto. Tutte e due battuti, zebra di zabra, no, abra di zebra. Zebra cadabra, ecco, zebra cadabra te lo do. Ma signori miei, adesso l'opera d'arte che io ho nel cuore, mi spoglio, mi devo spogliare. Allora, bimbi a nanna, perché adesso c'è l'opera mia del cuore. L'opera del cuore, signori miei, ce l'ho nel cuore, ma non nel senso figurato, proprio mi spoglio, mi devo spogliare. La vedi, questa è una giacca, non ce l'ho più la giacca e mi spoglio.
perché l'opera d'arte. Dammela l'opera d'arte chiodo fisso. E quando ti dico che ce l'ho nel cuore, signori miei, non ti dico una bugia. Io ce l'ho nel cuore. Ce l'ho tatuata nel cuore, me la sono messa qua. Hai capito? Questa non è, questa è pelle che si è indurita. Sono il sopra, mi puoi utilizzare come il sopra di una torta. Mi metti così, tanti auguri, scrivi qua a tuo figlio. Hai capito come la puoi utilizzare? Lo capisci sì o no? Che è un'opera d'arte. Allora, questa non lo so se la venderemo prima o poi. Innanzitutto abbiamo incatenato il prezzo, cosa significa abbiamo incatenato il prezzo? A 180.000 euro, pacchetto completo. Prendi l'arte, mettila da parte, una volta che ci avrai, non ci comerai più. Ciao. Senti, vabbè che... Ma chi da... Qua chiamava chi? Io sto solo. Era disoccupata e mi sono permesso. Stava, tu per me non c'è problema. E così no. Io faccio fatica. Così no, ma non è così però come? Cioè, stai a così.